Buona giornata, bentrovati. Mercoledì 17 luglio 2019, Mirko Villanova in studio, rassegna stampa dai principali quotidiani del giorno e andiamo subito ad iniziare. Non troviamo la notizia che vi sto per dare, cioè quella della morte dello scrittore Camilleri che dopo un mese che era stato ricoverato in ospedale, gravi problemi respiratori per lui, purtroppo non ce l'ha fatta, lascia un impero per quanto riguarda lo scritto e soprattutto per quanto riguarda l'immagine appunto del suo commissario Montalbano, quindi Camilleri ci ha lasciato nella nottata. Andiamo subito a vedere le principali notizie del giorno. Gazzettino di oggi che va in apertura con il Presidente dell'Unione Europea per soli 9 voti. La tedesca Ursula von der Leyen eletta con 383 sì, la maggioranza necessaria era di 374, i no sono stati 327, Lega e Movimento 5 Stelle divisi anche su questo, tanto per cambiare, Carroccio contrario, grillini decisivi. L'ira leghista, c'è un asse, dicono, tra Renzi, Macron e Di Maio. La Lega ha trattato fino all'ultimo per votare la von der Leyen, poi alle 7 di sera lo stop di Salvini e la rabbia per i voti determinanti dei 5 Stelle. 3 riquadri in prima per le pagine interne, poi che scopriremo insieme. Da Treviso, liste d'attesa troppo lunghe, l'ULSS compra esami dai privati, a pagina 5. Forte Corbyn ed Ilaria, la comandante dell'altopiano, se ne parla a pagina 14 per la storia, e poi per l'atletica leggera la federazione assolve la maratona di Trieste, l'organizzatore non è razzista. Ritorniamo sulle altre notizie, il Metropol, il caso Russia, ecco il terzo italiano, Salvini dice risponderò in aula, il Francesco del Metropol, sono io, è Francesco Vannucci, il terzo italiano presente alla riunione del 18 ottobre a Mosca con Gianluca Savoini e l'avvocato Gianluca Meranda. Vannucci è un esperto bancario che da anni collabora proprio con Meranda. Intanto Salvini annuncia di essere pronto a rispondere davanti al Parlamento, mentre Di Maio lo mette alle corde, chiarisca, ha detto, arrivando ad evocare addirittura una crisi di governo. Grandi navi, parla la scelta di Toninelli, la commissione, siamo su Venezia, la commissione riunita dal ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli per individuare alternative provvisorie ed immediatamente utilizzabili al passaggio delle grandi navi nel bacino di San Marco e di Venezia ha dato le prime risposte. Il terminal traghetti di Fusina, a poca distanza da Marghera, pare sia in pole position per diventare la prima banchina provvisoria per sgravare il canale della Giudecca dal passaggio delle grandi navi. Toninelli ha chiesto di preparare un progetto urgente, anche se i traghetti dovrebbero a quel punto essere spostati dove? Beh, probabilmente a Chioggia. Si torna sulla tragedia di Jesolo, la tragedia domani allo stadio, i funerali dei 4 giovani. A Jesolo ci sono i segni della strage su questa macchina, che è la macchina che ha tamponato appunto l'auto dei 4 ragazzi, l'auto di Allin Marinizza con evidenti i segni dell'urto, vedete in questa foto sul Gazzettino. Andiamo in Veneto, la regione stanzia 5 milioni per gli immigrati, un piano per l'integrazione, vota anche il PD. L'assessore dice ma niente soldi agli irregolari. In questo riquadro evidenziato, poi ci trasferiremo in pagina 10 del Gazzettino, si parla di Pedemontana, tutti d'accordo, verifiche immediate e causa penale. La Regione del Veneto si costruirà parte offesa nelle indagini sui lavori alla Galleria di Malo della Pedemontana. In chiusura, come di consuetudine, ci sono, oltre alla pubblicità, ci sono i 2 riquadri, destra e sinistra pagina. L'osservatorio, la laurea per il 71% non serve a trovare un lavoro ben pagato. Lo studio e l'impegno sono ancora percepiti come strumenti utili per la costruzione del proprio momento di impegno nel mondo del lavoro con una retribuzione economicamente soddisfacente? Questa è la domanda. La risposta è che probabilmente per il 71% non serve a trovare un lavoro ben pagato. Il caso in evidenziazione qui sul Gazzettino, sulla prima pagina, è quello del Veneto, perché nel Veneto colpi 2
257 persone, stiamo parlando delle zanzare meno aggressive, mietendo 18 morti. La febbre del Nilo, la malattia infettiva trasmessa all'uomo dalla puntura delle zanzare, sembra scomparsa fortunatamente. Quest'anno non si è ancora verificata alcuna diagnosi di West Nile, merito anche della disinfestazione mirata che ha ridotto l'aggressività degli insetti, ma soprattutto dalla scomparsa degli uccelli portatori del virus trasmesso dalle zanzare poi all'uomo. Questo per quanto riguardava il Gazzettino di oggi. La Tribuna di stamane ha due riquadri in apertura di prima pagina. Pedemontana, test nei cantieri, ci porta poi alla pagina 11 per il Consiglio regionale straordinario, dove Zaia ha accolto le richieste delle opposizioni. Secondo riquadro, assessore con fascia venetista, il prefetto chiede ulteriori chiarimenti per saperne qualcosa di più. Se ne parla a pagina 19 della Tribuna di oggi. Ancora la strage dei ventenni, la strage di Jesolo. Abbiamo provato tutto per salvare quei ragazzi. I due albanesi si erano tuffati per soccorrerli. Ieri hanno chiamato il papà di Giorgia Diral. Domani ci saranno i funerali allo stadio di Jesolo, saranno celebrati da Don Adriano, vicario del vescovo di Treviso. Ammanchi condominiali, un buco nei bilanci dei condomini, o dei condomini meglio, 3 denunce, indaga la procura, se ne parla a pagina 16 della Tribuna di oggi. A San Pio X, sempre sulla Tribuna, prima pagina, park selvaggio e sesso notturno, il parroco, allora ci pensa lui, sbarra la piazza. A Ponte di Piave tutto il paese piange Gloria che ha lottato per i suoi figli, ha lottato con tutte le sue forze con un tumore per crescere i suoi 3 figli orfani di padre. Ponte di Piave commossa per la morte di Gloria. Rimaniamo anzi in prima pagina, ma torniamo al centro della prima con la Berco, questa foto. Se la produzione è più snella, torna l'utile. Sta per compiere il secolo di vita la Berco e lo festeggia tornando all'utile dopo parecchi anni piuttosto travagliati. L'azienda di Copparo, che produce circa il 20% del suo fatturato all'ex Simme di Castelfranco, fabbrica catene per cingolati ed ha applicato una riorganizzazione di processo che le ha consentito così una performance di bilancio. Se ne parla e si riprende l'articolo a pagina 14 della Tribuna di stamane. Vedete qui in evidenza la foto di Barbara Lezzi, ministro per il Sud. Il ministro Lezzi dice impraticabile l'autonomia di Veneto e Lombardia. L'estenuante trattativa sull'autonomia ripartirà dopo lo strappo plateale dell'11 luglio, ma il nuovo tavolo di governo, convocato proprio venerdì dal premier Giuseppe Conte, non gode degli auspici più favorevoli. A soffiare sul fuoco provvede Barbara Lezzi, il ministro per il Mezzogiorno, che dice: secondo il dettato costituzionale le proposte di autonomia differenziata di Veneto e Lombardia sono impraticabili, mentre il progetto dell'Emilia-Romagna è molto più normale e convincente. Zaia, eccolo qui, resta ottimista e dice: alla fine sarà fumata bianca anche in questo caso. Il caso del giorno, sicuramente, cronaca nera a parte, la morte di Camilleri che non trovate sui quotidiani e gli articoli sulla strage di Jesolo, l'incidente dove hanno trovato la morte dei ragazzi. La foto del giorno e la notizia del giorno è quella di M49, no? Ormai lo chiamano tutti così ed è l'orso M49. Sto con l'orso perché molti si sono schierati o con l'orso oppure no, decisi ad ucciderlo, come hanno detto appunto in Trentino. Tra l'altro è di questa mattina che pare che sia giusta il procedimento, cioè nei termini di legge i procedimenti che possono uccidere appunto un orso o qualsiasi animale possa creare pericolo agli uomini. Sto con l'orso, scrive Ferdinando Camon, vuole la libertà, sto con l'orso, il plantigrato M49 ricercato in Trentino. È proprio notizia dell'ultima ora, tra l'altro, che è stato avvistato non lontano dalla zona da dove è fuggito e pare che adesso insomma si sia sulle sue tracce. Apriamo le pagine provinciali della Tribuna. Treviso, maxi buco nei bilanci dei condomini, 3 denunce, ora indaga la procura, bollette e fornitori non pagati da 2 anni, bufera sulla Nino Bixio Amministrazioni, ammanchi per oltre 100.000 euro.
Ci ha fatto sorridere un po' prima la notizia del park selvaggio, lo spaccio, il sesso, le sbarre alla chiesa di San Pio X, ci ha dovuto pensare il prete, il padre appunto della parrocchia. Andiamo nel dettaglio sulle pagine che più da vicino ci interessano, cioè Conegliano, Quartier del Piave e Vittorio Veneto. Abbiamo la prima di Conegliano e Quartier del Piave con Farra, vedete, espropriati, fatta l'intesa, si sbloccano i conti del comune. Oggi l'avvocato Primo Michelan chiederà al giudice la revoca del pignoramento. L'amministrazione paga gli indennizi a rate, prima tranche subito, l'ultima nel 2020. Attenzione perché si asfalta di notte sulla Pontebana, iniziano i lavori di asfaltatura estiva in città a Conegliano. Si comincia lunedì con via Parrilla a Monticella, poi a fine luglio sulla Pontebana in viale Italia e poi a Pare in via Vecchia Trevigiana. Sulla Pontebana si lavorerà di notte dal 29 luglio al 3 agosto per evitare i naturali ingorghi. Un settantenne, guardate la pagina, un settantenne fa jogging di sera stroncato da un malore fatale. È successo a Susegana, l'intervento dei sanitari non ha scongiurato purtroppo la tragedia. Si parla di voti di maturità linguistico e Chiara Forni, centina con lode, che è la più brava, però voglio diventare un medico, ha detto. 3 episodi di razzismo, c'è un clima di odio per quanto riguarda l'aggressione di Vazzola, la CGIL ed il PD attaccano il ministro dell'Interno, il sindaco Zanon porta la solidarietà a Susi, i testimoni però non si fanno vivi e questo è incredibile. Andiamo su Vittorio Veneto, il sindaco Miatto convoca il gruppo Ali, ci vuole un albergo all'ex ditta Carnielli, il comune chiederà al compratore di non pianificare soltanto un centro commerciale. De Bastiani aggiunge la priorità è disinquinare il sottosuolo. Dus aggiunge ora ci vuole un salto di qualità. A Tarso puntò l'arma contro l'ex, scarcerato l'artigiano e poi ancora voti, ancora maturità, Munari assunti prima dell'esame, 4 i super bravi e 2 sono con la lode. La notizia dalla prima pagina arriva da Oderzo e Motta di Livenza, Ponte di Piave precisamente, muore a 57 anni, eccola qui, e lascia 3 figli giovanissimi. Purtroppo Gloria Bonavita non ce l'ha fatta, è stata stroncata da un tumore 10 anni fa, aveva perso il marito Sergio Arreghini. La sua storia ha veramente, e ti credo, sconvolto il paese di Ponte di Piave. Queste le principali notizie dalla tribuna che abbiamo già preparato sulla pagina sportiva locale. Gazzettino, eccolo qui, ci sono i soliti 3 riquadri, le star dell'Imoco incendiano il tifo, in un solo giorno staccati 150 abbonamenti, le star sono Sorokaite, Egonu e Ogbogu, poi l'evento, la storica band di Bob Marley, Suoni di Marca apre con il reggae e una maxi scommessa, torre di 38 piani a Parigi, il vestito è made in Treviso, è la Permastilisa, il colosso vittoriese specializzato nei rivestimenti architettonici, dovrà installare 21.400 metri di facciate in vetro. Polo di Medicina, pronti ad investire. Il Senato accademico dell'Università di Padova ha già deliberato nei mesi scorsi il trasferimento di un corso completo di 6 anni. Il presidente della facoltà, la cittadella sanitaria, ha detto detterà i tempi e Ca' Foscari risponde discutiamone, ma il nostro campus deve comunque crescere. Andiamo a Pieve di Soligo dove si parla ancora dell'inchiesta sull'imam appicchiato, ben 50 bambini, fortunatamente aveva detto che non aveva toccato nessun bambino. Carico del tir a Resana contro 2 auto, è stata sfiorata la tragedia e poi questa bella foto dell'abbraccio ad un albero, i 1200 alberi degli studenti trevigiani li pianteranno nel giardino di casa. Da questa parte l'ULSS dai privati per abbattere le liste d'attesa, prestazioni aggiuntive al San Camillo e a Monastier sono stati stanziati ben 600.000 euro. Riquadro in esposizione, qui esposti e veleni, Nizzetto scrive alla prefettura, Silvia Nizzetto scrive al prefetto e replica punto su punto alle accuse mosse da chi ha presentato esposti nei suoi confronti per l'uso della bandiera veneta.
coppiette dietro la chiesa, allora il parroco ci pensa lui, sbarra il park, mette una sbarra ed è finita là. A proposito di sesso, sesso in cabina, l'ultima bravata della baby gang, sesso dentro una cabina bancomat, i residenti beccano i due fidanzatini focosi che hanno consumato un rapporto sessuale sotto gli occhi sconcertati dei residenti ed è immediata la polemica. Andiamo sulle pagine che ci interessano, più da vicino, Conegliano, Vittorio Veneto, quartier del Piave, come dicevo, pagina aperta dal sindaco di Conegliano Fabio Chies, in questo riquadro parla del territorio dove si applicano norme molto più rigide e restrittive rispetto a quanto previsto dalla legge, si sta parlando dei trattori nei vigneti di notte, a Scomigo veramente non si dorme. Strade e marciapiedi a nuovo, come vi dicevo poco fa, scatta l'estate dei cantieri a Conegliano e zone limitrofe, un albo delle città del vino e dell'olio, Zambon, ecco qui scusatemi, la notizia è qui, un albo delle città del vino e dell'olio, Zambon è a Roma, è una proposta buona, ha detto, e poi il caso è sempre quello della benzinaia picchiata dal cliente, la solidarietà del sindaco, ma pare che ci sia solo la solidarietà del sindaco perché i testimoni non si sono presentati, almeno così scriveva e affermava la Tribuna nell'articolo precedente. I maltrattamenti dell'imam, qui siamo su Pieve di Soligo, su 50 piccoli allievi, sale il numero delle vittime vessate durante le lezioni di Corano del 37enne. Il predicatore è stato allontanato dai carabinieri e comparirà proprio stamane davanti al GIP. Come vi dicevo, a Susegana esce per fare jogging Guglielmo Lorenzon, 71 anni, stava correndo in via Sottocroda, un malore, purtroppo non ce l'ha fatta. Guasto scoperto, ora i lavori sugli spogliatoi che saranno pronti a settembre e poi le armi scovate dal cane nel bosco, l'elettricista di Tarso arrestato, erano avvolte nella carta da formaggio. Vittorio Veneto, si parla dell'ex Carnielli, ci vuole una sfida per Ali. La vecchia fabbrica di biciclette è stata acquistata all'asta di giugno dalla società impegnata nella grande distribuzione. Il presidente dice che verrà avviato un recupero che tenga conto dell'archeologia industriale e che valorizzi il fiume Meschio. Qualcuno, come dicevamo prima dalla Tribuna, ha anche sottolineato: cerchiamo di non fare il solito supermercato, ma di fare qualcos'altro di più utile. Il rifugio sul Pizzoc, siamo a Fregona, qui vedete in evidenza, ha aperto i battenti, la gestione affidata ad una società di Godega di Sant'Urbano. Ed infine la pagina la si chiude con il traforo, primo stralcio finito per il 30 di settembre e a Vittorio Veneto finalmente si ritornerà un pochino in pace. Le pagine sportive del Gazzettino e della Tribuna adesso. Il Gazzettino con l'Imoco, boom di abbonati, vedete? Nel giorno di apertura della campagna staccate 150 tessere, nel 2018 erano state 600 in 2 settimane. La società ha puntato molto sull'abbinamento con il Prosecco per un campionato da emozioni doc e speriamo sia così. Biasi, una bandiera di marca a caccia del pass per Tokyo. L'atleta paralimpica è impegnata agli europei di Budapest. In bocca al lupo a lei. Inghilterra, è qui la festa. A Treviso si prepara l'arrivo dei leoni bianchi di Sua Maestà che dal 22 luglio prepareranno la Coppa del Mondo alla Ghirada, come vi abbiamo detto e vi stiamo dicendo da parecchio tempo, oramai dandovi anche volta per volta, giorno per giorno, delle informazioni in più da casa Benetton. Per quanto riguarda Callegari e Piccoli c'è il 5° posto di prestigio nel nuoto sincronizzato dopo l'argento nell'highlight routine delle 2 azzurre ai mondiali coreani hanno fatto soffrire anche i top team. Questo per quanto riguarda la seconda pagina del Gazzettino. Terza pagina del Gazzettino, TVB, si comincia a parlare di basket e di basket mercato. La TVB lancia la sfida al campionato Zoppo, la Federbasket ha ufficialmente escluso Avellino, sarà un torneo a 17 squadre e dopo aver chiuso con Parks, più difficile la corsa De Longhi alla Sassarese Smith, che è un play e che dovrebbe essere il play titolare, però cominciano ad esserci un po' di difficoltà nell'accasarlo. Giovanili e rinforzi, Giavera guarda al futuro, questo per quanto riguarda il calcio locale. Sempre per questa è la Gazzetta, poi la leggiamo, questa invece è la Tribuna.
Eccola, Juventus è il giorno di D'Elite e la Roma piazza il doppio colpo Mancini-Veretout, e Veretout era anche appetito dal Milan, che quindi subisce questo smacco e questo scacco. Nuoto, i mondiali in Sud Corea, foto a tutta pagina per la regina Margherita, mi giocherò l'oro, sarò protagonista. Dopo il trionfo negli europei ha il miglior crono del 2019, ora c'è da gestire la tensione ma resterò concentrata. Le ucraine non sono invincibili e sogniamo la medaglia a Tokyo, questo per quanto riguardava ancora le sincronette, la sincronette Enrica Beatrice per quanto riguarda i mondiali in Sud Corea. Non vorrei parlarne perché io non sono molto tecnologico, non sono molto social, però vedete come ci si fa trascinare. Allora basta una foto, ieri è cominciata, me ne è arrivata una anche a me dove mi avevano invecchiato, ne sanno qualcosa in regia, perché c'è questa face app che fa invecchiare tutti e il divertimento è quello di vedersi invecchiati. Ma sarà un bel divertimento? Quando poi saremo vecchi vorremmo ringiovanire. Allora andiamo sulla Gazzetta un attimo, eccoci qua, l'intrigo dei 9, Icardi, Dzeko, Higuain, uno legato all'altro, Paratici ha il pallino e la Roma è la sua alleata, ma Marotta cerca il contropiede vincente. Doppio colpo della Roma, arriva anche Veretout, oltre a Mancini, spesi 45 milioni. E per il Milan, quanti affari sfumate, l'estate torna ad essere in salita. Da questa parte Inter, Lukaku si complica e lo United lo fa giocare. Abbiamo chiuso il nostro appuntamento con l'informazione, con la nostra rassegna stampa, l'abbiamo aperta ricordando appunto la morte di Camilleri, la chiudiamo ricordandola ancora una volta perché sui giornali questa mattina non la trovate. Bene, è tutto, vi auguro una buona giornata.